Martedì 14 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, subito la cronaca, riandiamo adesso in provincia di Messina perché dalle prime luci dell'alba la polizia è impegnata a Barcellona Pozzo di Gotto in una vasta operazione contro la criminalità organizzata. Per 15 persone è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa dal GIP proprio di Messina. Particolari nel servizio. Oltre 150 poliziotti di Messina in collaborazione con i colleghi della Mobile di Palermo, Catania, Siracusa, Enna e Vibo Valentia sono impegnati dalle prime luci dell'alba in una vasta operazione contro la criminalità organizzata barcellonese. Le indagini si sono concentrate su 15 persone sulle quali pende l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Messina, responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di beni sottoposti a sequestro. A Barcellona Pozzo di Gotto sono impegnati anche gli agenti del Sisco di Palermo, Catania e Messina e i cinofili della questura di Vibo Valentia. E adesso torniamo ad occuparci di sanità, prove generali di distensione tra la regione siciliana e manager della sanità dopo le dimissioni del direttore dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. C'è stato ieri un doppio incontro fra il governatore e il direttore generale dell'azienda ospedaliera. Per il momento non cadranno altre teste, ma ci saranno delle nuove ispezioni. Non rotoleranno altre teste di manager della sanità siciliana, almeno per il momento. Dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, le tensioni fra regione e manager sembrano sopirsi, anche se la polemica sulle condizioni della sanità siciliana non si placa. Il presidente della regione Renato Schifani ha ricevuto oggi il direttore generale della stessa azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, Roberto Colletti, dopo averlo convocato per il pomeriggio di oggi. L'incontro in realtà è iniziato di mattina a margine della cabina di regia sulla sanità, nella quale è stata approvata la tabella di marcia per gli investimenti in edilizia ospedaliera, ma è proseguito anche dopo in via riservata. È durato circa un'ora o poco più nelle due tranche e si è svolto in un clima che è stato definito dagli ambienti di Palazzo d'Orléans sereno e franco. Tempi ben diversi dai 10 minuti del vertice che aveva portato alle dimissioni del direttore sanitario. Anche in questo caso nessuna indiscrezione emerge sui contenuti del colloquio, come era avvenuto per il precedente incontro con il direttore sanitario e quello amministrativo, ma il clima che si respira dopo quell'incontro era ben diverso da quello che si respira oggi. Intanto piovono 712 milioni sulla sanità e serviranno per costruire 3 nuovi ospedali e ristrutturarne un quarto nella città di Palermo. Già a febbraio via alla gara per il polo di eccellenza pediatrica, poi toccherà al nuovo policlinico e quindi ai nuovi reparti dell'ospedale civico, fra cui l'oncologico. Parallelamente è previsto il restyling dell'ospedale Ingrassia dell'Aspe di Palermo. Sul fronte dell'efficienza invece ci saranno altre ispezioni negli ospedali, lo ha annunciato il dirigente generale della pianificazione strategica Salvatore Iacolino. Gli ispettori si presenteranno a sorpresa per valutare l'avanzamento della riorganizzazione. E allora andiamo da Marco Carli perché il tema sanità stamattina è un po' su tutti i quotidiani regionali. È proprio così, Angelo, perché questa bufera, questa crisi che ha investito la sanità siciliana occupa per tanta parte le cronache regionali, non solo nelle prime pagine. Andiamo a vedere, ad esempio, sulla Sicilia c'è il titolo sotto la testata, perché c'è un focus, oltre gli scandali, overbooking e personale insufficiente. Ma Schifani, per ora, perché ovviamente ci sono anche i risvolti politici, grazia l'assessora alla sanità. Se andiamo nelle pagine interne della Sicilia, vi faccio vedere i titoli, a parte quello che abbiamo visto nella prima con il poco personale, appunto l'overbooking, la malattia della sanità siciliana, il focus oltre gli scandali, la rete territoriale fondamentale in era Covid, resta il vuoto più grande. Poi, come vi dicevo, c'è l'aspetto politico della vicenda. Ecco perché Schifani in questo momento grazia l'assessora Volo, ma sui direttori niente più sconti, questo il virgolettato. L'assessore alla salute resta in sella e il dirigente Iacolino resta in questo momento a comandare. Abbiamo visto la Sicilia, ma i risvolti, come detto, sono su tutti i quotidiani
istituzioni regionali. Per esempio, Repubblica Palermo apre proprio con il braccio di ferro sulla sanità. Nessun chiarimento nell'incontro tra il governatore e il manager di Villa Sofia. Vicino alle dimissioni, l'opposizione attacca l'assessora, lasci l'incarico. Anche nelle pagine di Repubblica Palermo si parla proprio delle opposizioni all'attacco e della poltrona dell'assessora Volo che traballa, e l'incontro appunto con il manager di Villa Sofia Colletti. Chiudiamo questa parte lunga dedicata appunto agli ospedali ancora con Gazzetta del Sud, perché l'altro problema è quello della carenza di personale. Ospedali senza infermieri e la voragine nell'assistenza, e cresce l'allarme per il nodo della sicurezza. Angelo. Allora, abbiamo toccato il tema sanità, adesso ce n'è un altro di tema che in questi giorni abbiamo affrontato più volte nel corso dei nostri telegiornali, è quello che vedrà da sabato Agrigento diventare capitale della cultura 2025, ma ci sono tanti problemi. La pioggia è dentro il Teatro Pirandello, teatro che ospiterà per l'appunto il Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno della cultura, e non è l'unico caso che mette in crisi l'organizzazione. Sentiamo e vediamo. Il rimpianto è non avere Luigi Pirandello in persona, lui osservatore e narratore dell'assurdità degli umani. Se fosse stato in vita, chissà cosa avrebbe pensato e scritto sulla pioggia all'interno del teatro a lui intitolato, nel giorno in cui la sua Agrigento raccoglie il testimone di capitale italiana della cultura 2025. Le immagini vanno già oltre l'immaginazione. Le gocce che cadono dal soffitto durante un temporale, peraltro neanche di fortissima intensità, bagnano gli artisti della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, che sabato si stavano esibendo con il maestro pianista Enrico Pierannunzi. Il video registrato in diretta diventa subito virale sui social e la notizia fa il giro d'Italia, non fosse altro perché proprio in quel teatro sabato prossimo parlerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione del prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura. Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo. Perché i ritardi e le polemiche che hanno accompagnato fino ad oggi la macchina organizzativa, insieme alle ferocissime critiche dopo i segnali stradali sbagliati con 2 strafalcioni in 4 righe, certamente non consegnano l'immagine di una Sicilia impeccabile per pianificazione e preparazione. E nel caso del teatro sott'acqua, poi, la pezza sembra peggio del buco. Dopo il video, il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e che attualmente sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura. I risultati ovviamente non si sono visti. E tutto questo ha scatenato l'ira del governatore di Sicilia Schifani, che non parteciperà alla presentazione ufficiale dell'evento. Ma sentiamo i particolari. Schifani prende le distanze da un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti e mai metafora fu più calzante. Pur essendo presente domani a Roma, il presidente della regione ha delegato l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Uno sgarbo istituzionale voluto, una scelta che non nasconde una certa freddezza, se non peggio, del governatore rispetto alla macchina che avrebbe dovuto portare Agrigento all'altezza di un evento così importante. Ritardi e inadempienze più volte denunciati, ma mai davvero superati. In queste ore circola anche l'ipotesi di un commissariamento da parte di Palazzo d'Orleans, ipotesi sollecitata anche dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che aveva chiesto a Roma di impugnare tutto per non perdere l'occasione di rilanciare la cultura in Sicilia. Al momento Schifani si limita a bacchettare l'amministrazione. La giornata di sabato deve essere celebrata senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del capo dello Stato, aveva intimato. Ad Agrigento si corre ai ripari, non si sa con quali risultati. Allora, abbiamo visto la sanità, adesso tocchiamo questo argomento sui quotidiani, abbiamo già diverse pagine, ce n'è una alle tue spalle. Esatto, l'aspetto della cultura dopo la sanità, perché anche in questo caso ci sono diverse pagine dei quotidiani. Noi ne abbiamo scelte 2 su Repubblica Palermo. La prima che vi facciamo vedere: Agrigento capitale e subito crisi, è questo il titolo, corsa contro il tempo per il debutto. Schifani irritato per l'infiltrazione di pioggia nel teatro che ospiterà la cerimonia di sabato con Mattarella.
Mattarella, il governatore e Giuli disertano la presentazione e scaricano gli organizzatori. Il sindaco minimizza 2 giorni di lavoro, restano i problemi della viabilità a tratti con una sola corsia nella strada degli scrittori. L'altra pagina che vi facciamo vedere relativa all'argomento l'abbiamo trovata sulla Sicilia e questo è il titolo relativo alla pazienza che si è conclusa da parte di Schifani, che diserta la presentazione e minaccia di commissariare Agrigento Capitale. Saltata la conferenza stampa con il ministro Giuli, oggi ce ne sarà una nella sede della Stampa Estera a Roma. Si fa anche il punto in questa pagina sulle infiltrazioni d'acqua. Entro le 14 i lavori sul tetto del teatro, dicono, saranno ultimati. Vedremo, staremo a vedere. Intanto torniamo di nuovo a occuparci di cronaca. Orrore in rete, un imprenditore catanese è finito ai domiciliari perché deteneva un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Sono stati sequestrati centinaia di filmati con immagini shock. Gente insospettabile, a volte anche professionisti, che si incuneano nella rete alimentando il lucroso business del mercato pedopornografico. Un imprenditore di 43 anni catanese è stato arrestato dagli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata avviata grazie ad una serie di monitoraggi incrociati finalizzati al contrasto della pornografia minorile. È in questo contesto che nell'abitazione del professionista catanese, naturalmente top secret per non risalire all'identità dell'indagato, sono stati rinvenuti centinaia di file con filmati e foto raccapriccianti con vittime anche in età infantile. Il materiale informatico è stato sequestrato e sarà oggetto di approfondite analisi investigative. Il GIP di Catania ha convalidato l'arresto dell'imprenditore disponendo per l'indagato i domiciliari. E noi torniamo alla lettura dei quotidiani proprio ripartendo da questa notizia, Marco. Esattamente, Angelo, la troviamo nella pagina interna, nelle pagine interne dedicate al tomo di Catania del quotidiano La Sicilia, con questo titolo: scoperto l'archivio del pedofilo, imprenditore di 43 anni e domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. La polizia postale perquisisce l'appartamento dell'uomo e trova centinaia di file raccapriccianti, queste le parole usate dal quotidiano. Foto e video sono stati sequestrati. Il blitz è frutto di un monitoraggio della rete sempre più presente in questi anni in cui appunto la rete è invasa purtroppo anche di questi file raccapriccianti, come sono stati definiti dal quotidiano La Sicilia. Abbiamo fatto vedere nella prima parte della nostra rassegna stampa le varie prime pagine dei quotidiani regionali. Ne mancano 2 che vi facciamo vedere subito. Ad esempio su Gazzetta del Sud si ritorna sulla situazione della sanità, andando a dare uno sguardo a quello che succede negli ospedali messinesi, in questo caso forse il più noto, cioè il Papardo. Saltati 80 interventi. La chiusura di cardiochirurgia a Messina ha determinato per l'ospedale l'azzeramento di operazioni e liste d'attesa. In attesa dei risultati delle perizie non si sarebbero potute adottare soluzioni alternative, si chiede il quotidiano messinese, che poi ritorna sull'argomento anche nelle pagine interne ovviamente. L'inchiesta sulle morti sospette a cardiochirurgia e il sequestro delle 2 sale operatorie dal 23 novembre scorso. La notizia che vi abbiamo dato prima, 80 interventi che non si sono potuti realizzare, erano 40 i casi di novembre e dicembre, c'erano altri 40 pazienti in lista d'attesa che si sono rivolti ad altri centri. La perdita stimata in tema di rimborsi in DRG è di 1.800.000 euro. È un tema più specifico riguardo alla crisi della sanità, di cui abbiamo parlato nella prima parte
della nostra rassegna stampa e della nostra trasmissione, che riguarda più da vicino la situazione nel messinese, ma che era giusto raccontare. C'è un'apertura diversa invece per quanto riguarda il Giornale di Sicilia, che si concentra sui termovalorizzatori. Questo è il titolo di apertura da parte del quotidiano palermitano, un investimento da 800 milioni di euro per smaltire 600.000 tonnellate di rifiuti all'anno e produrre energia per 50 megawatt. Il titolo, come vedete, è Termovalorizzatori si parte. Sarà Invitalia ad assistere la Regione per redigere i bandi e affidare i maxi appalti dei 2 impianti da realizzare a Bellolampo, come sappiamo, e a Catania. L'obiettivo è quello di inaugurarli entro il 2028. Questa la data di scadenza rispetto a quanto c'è da fare per la realizzazione appunto dei termovalorizzatori. Andiamo a vedere qualche pagina interna. Vi porto ad esempio sulla pagina interna del tomo di Catania della Sicilia, perché si parla di Movida. A Palermo è diventata mala movida negli ultimi mesi. Qui a Catania si parla di troppa anarchia. Il comune è al lavoro per un nuovo regolamento, ma i comitati chiedono ancora controlli. In commissione il botta e risposta tra la presidente Gianina Ciancio e l'assessore Giuseppe Gelsomino. Domani è previsto un nuovo incontro con i comitati dei residenti. Insomma, la movida che da sempre ha fatto un po' discutere, oltre che divertire i catanesi, ritorna appunto nelle prime pagine dedicate a Catania. Altro tema importante che c'è in Sicilia e che sappiamo da tempo è quello dedicato alle infrastrutture e ai trasporti. Le polemiche sui voli, ad esempio, sui voli aerei, sui prezzi che salgono alle stelle durante il periodo delle feste, che poi scendono d'improvviso nei momenti in cui appunto non ci sono festività. Ma chiaramente tutto questo dipende anche dai voli programmati. Allora deriva una notizia che leggiamo sulla Sicilia, con il taglio da parte di Aeroitalia a Comiso. Intanto è pronto il bando Summer, la nuova tegola, tagliate tratte per Torino, Bologna, Firenze e Perugia. E dunque Federconsumatori tuona, serve una programmazione a lungo termine per capire appunto come riuscire a collegare al meglio la Sicilia con il resto d'Italia e dunque con il resto del mondo, vista appunto la particolarità della Sicilia, in cui spesso dobbiamo spostarci chiaramente con l'aereo per raggiungere qualsiasi tipo di destinazione. Altra situazione invece è quella legata al ponte sullo Stretto. Se ne discute da tantissimo tempo, da tantissimi anni. Il 2025 può essere un anno importante. Ieri c'è stato un incontro con un grande architetto statunitense, ieri a Messina, sentito in audizione dalla commissione Ponte di Palazzo Zanca. Che cosa ha detto? Che a Messina può essere la capitale del Mediterraneo. Ha raccontato per parole e immagini la sua visione del futuro con il progetto del centro direzionale previsto a Villa San Giovanni, un'opera, dice Libeskind, di connessioni, un'unica area metropolitana. Insomma, una visione proprio tipica dell'architetto, che vediamo anche rappresentata in queste foto, e che chiaramente può fare da sfondo con magari il nuovo ponte sullo Stretto a una nuova visione di Messina in Italia, chiaramente, e nel mondo. Vi porto poi per concludere su una pagina interna della Repubblica di Palermo, che parla di Zio Paperone. Chi non lo conosce, domani in edicola un topolino in versione catanese, curato da un docente di linguistica. Difficile trovare l'equivalente dei termini tecnici, chiaramente, perché Zio Paperone, come leggiamo all'interno dell'articolo, è un'iniziativa, parla siciliano, ma le parole appunto di questo docente di linguistica sono
chiare e dice che fatica tradurlo, appunto perché l'equivalente dei termini tecnici in siciliano non è certamente facilissima da trovare. Un po' complicata sicuramente. Grazie Marco per quest'ultima notizia che ho visto comunque viene ripresa da diversi quotidiani stamattina, quindi una curiosità che attrae, che attira. E adesso, come ogni mattina a quest'ora, ci colleghiamo e apriamo il nostro collegamento con la Pol Strada, il compartimento della Sicilia orientale. Con noi da Randazzo c'è il sostituto commissario Gabriele Ferraro. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi in studio e a tutti i telespettatori. Diciamo che anche se le condizioni meteo non sono ottimali, non registriamo particolari criticità per quanto riguarda la viabilità stradale. Abbiamo i soliti incolonnamenti sulla tangenziale di Catania tra San Gregorio e lo svincolo di San Giorgio in direzione di Siracusa, e sulla 18 diramazione tra San Gregorio e Catania Centro. Ancora permane chiuso lo svincolo di Enna sull'autostrada A19 in direzione di Palermo, quindi le uscite consigliate sono quelle di Mulinello e di Taino. Passiamo adesso alla strada statale 121, dove segnaliamo degli incolonnamenti tra lo svincolo di Piano Tavola e l'ingresso di Catania, proprio in direzione di Catania. Non abbiamo altre notizie per quanto riguarda la viabilità, però ci permettiamo di dare un consiglio a tutti coloro che intendono raggiungere le località di Piano Provenzana e Rifugio Sapienza, quindi rispettivamente Etna Nord e Etna Sud. Attualmente abbiamo delle nevicate e quindi tutti gli utenti che vogliono raggiungere quelle località hanno l'obbligo di avere al seguito le catene o comunque avere montato degli pneumatici con mescolo invernale. Altro consiglio che vogliamo dare ai camperisti, che benché è vietato da ordinanze comunali permanere durante le ore notturne a Piano Provenzana e a Rifugio Sapienza, è assolutamente sconsigliato, proprio per le nevicate che abbiamo in atto. Non abbiamo altre notizie, altre criticità per quanto riguarda la viabilità. Vi auguriamo una buona giornata e buona strada. Grazie al comandante del distaccamento della Pol Strada di Randazzo, compartimento Sicilia, della Pol Stradale ovviamente della Sicilia orientale. E adesso apriamo le nostre telecamere sulla città di Catania e stiamo vedendo in questo momento, lo vedete nel riquadro adesso a tutto schermo, qual è la situazione in via Vincenzo Giuffrida. Vedete traffico particolarmente sostenuto questa mattina, evidentemente le condizioni meteo impediscono a chi si muove abitualmente in scooter oppure con i mezzi pubblici di poterli utilizzare, e quindi si è presa la macchina. Questa mattina si utilizza di più la macchina e vedete che il traffico è particolarmente sostenuto. Qui siamo invece, la situazione è un po' simile, al Tondo Gioieni sulla circonvallazione di Catania. La telecamera dall'alto ci mostra come la situazione insomma sia quella di rallentamenti e un traffico particolarmente visibile e sostenuto, quindi stamattina immaginiamo ci saranno anche dei ritardi in quelle che sono le operazioni quotidiane che tutti noi un po' facciamo. Ci dobbiamo fermare adesso, facciamo una prima sosta, dopo torniamo di nuovo per la rassegna stampa nazionale e internazionale con i quotidiani chiaramente nazionali, quotidiani generalisti e non solo, con Marco Carli. Restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme in studio a Buongiorno Sicilia. Torniamo come annunciato da Marco Carli per la rassegna stampa nazionale e internazionale. E andiamo subito, fra poco, a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Intanto vi diamo qualche indicazione su che cosa troveremo, perché le notizie principali sono quelle relative alla possibilità di tregua in Medio Oriente, sulla striscia di Gaza, fra Hamas e Israele, per intenderci. Poi per quanto riguarda la politica interna, il DDL sicurezza è la stretta pensata, immaginata, soprattutto dopo i disordini che sono seguiti al caso Rami.
ricorderete il ragazzo che poi è morto a Milano dopo un inseguimento dei carabinieri. E poi ovviamente tanta celebrazione per Oliviero Toscani, il grande fotografo che ci ha lasciato. Andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto questi titoli. Vi dicevamo il titolo di apertura, se così possiamo dire, ma è diviso in due chiaramente fra Toscani e il Medio Oriente. Oggi Israele vota la bozza su cessate il fuoco e ostaggi, tregua a Gaza, piano Stati Uniti e Qatar, perché appunto in Qatar che si potrebbe firmare questo accordo, è appunto l'ora dell'accordo, e la spinta arriva anche da Biden, attesa la risposta su Hamas. E poi c'è l'addio a Toscani, che ha scosso un paese, la sua foto, una delle sue tante foto e battaglie di un genio. Questo appunto l'articolo e il titolo dedicato a lui, a questo genio della cultura italiana nel ramo appunto della fotografia, sul Corriere della Sera. Vi dicevamo i titoli soprattutto dedicati alla situazione in Medio Oriente. Ritroviamo su Repubblica, ad esempio, con Gaza verso la tregua, si sblocca la trattativa per il rilascio degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco nella striscia, i colloqui decisivi fra l'inviato di Trump e il Mossad e il primo ministro del Qatar Al-Thani. Tutto questo appunto per il Medio Oriente, con Biden che annuncia un'intesa vicina, attesa per Hamas, e insomma sono tutte situazioni che chiaramente possono portare, o almeno tutti se lo augurano, ad una tregua almeno al momento. E poi Oliviero Toscani, la rivoluzione dello sguardo, anche in questo caso una foto emblematica, un'immagine emblematica del fotografo. Altri titoli sempre dedicati alla striscia di Gaza, altre aperture su Avvenire, che parla di ostaggi da liberare, ultime limature per la tregua a Gaza, gli Stati Uniti spingono, resta il no della destra israeliana, in Iran appello dei 3 francesi in cella, siamo praticamente allo stremo, rilasciata intanto una detenuta tedesca. Troviamo questa notizia anche nell'apertura della Stampa, la guerra a Gaza, l'ora della tregua, sul cessate il fuoco, atteso il via libera definitivo da Hamas, che deve ancora fornire la lista dei rapiti, il ritiro dalla striscia e scambio tra prigionieri ostaggi in 3 fasi, e Biden che annuncia appunto la possibilità della tregua, ma anche che è stato informato anche Trump di tutto questo. Vi dicevamo chiaramente che ci sono vari titoli in questi quotidiani, chiaramente legati appunto a Gaza, come questo sul Giornale: il miracolo Trump, il cessate il fuoco che sarebbe a un passo, decisivo il pressing degli Stati Uniti, con Biden che dice accordo quasi fatto, Hamas che chiede il corpo di Sinwar. Vi porto adesso invece sulla Nazione, perché qui cambia chiaramente il titolo che troviamo sui vari quotidiani, perché in questo caso l'apertura è dedicata al pacchetto sicurezza, con l'accelerazione da parte del governo, il pressing della maggioranza per approvare il DDL dopo le manifestazioni per Rami. Il ministro Piantedosi parla di più tutele per la polizia, c'è anche un'intervista al sottosegretario Molteni con una tolleranza zero, scontri a Bologna e Roma, 60 identificati, il ruolo degli anarco-insurrezionalisti. Ma ovviamente su questo tema ci sono varie considerazioni e vari punti di vista che vengono letti da parte dei quotidiani. Ce ne rendiamo conto spesso e volentieri quando facciamo la rassegna stampa di come appunto la stessa notizia possa essere letta in vari modi diversi. Allora il Fatto Quotidiano parla appunto del DL sicurezza, ma va a creare questo titolo: uno scudo agli agenti anche per gli omicidi. Il governo dice
dice non siano più indagati per atto dovuto. Fondamentalmente il Fatto Quotidiano parla di procure aggirate. Mantovano prepara una norma che leva le indagini ai PM per non far iscrivere nel registro le forze dell'ordine. Dall'altro lato però ci sono altri tipi di visione. Questo era appunto il punto di vista di un quotidiano come il Fatto. Poi c'è ad esempio su Verità e su Libero altre considerazioni, come ad esempio l'assalto alle caserme dei Carabinieri. Sulla Verità non si ferma l'escalation contro chi indossa una divisa. Dopo le 2 di Torino è stata colpita con una Molotov quella di Borgo San Lorenzo nel Mugello, per cui stiamo parlando della Toscana. Nelle sommosse di Roma e Bologna una ventina di feriti tra le forze dell'ordine. Il pretesto, lo sappiamo, ve l'abbiamo raccontato, è la morte di Rami a Milano, e ora il fronte della tensione si sposta negli Atenei. Guardate invece il titolo di Libero, che un po' ritorna sull'argomento sollevato dalla Verità, questa volta da parte dei poliziotti. La rabbia dei poliziotti, questo l'occhiello che vediamo, e poi il titolo che è particolarmente forte. Vogliono ammazzarci, nel virgolettato. Un agente coinvolto negli scontri dei cortei pro Rami racconta: è una guerra, ho visto la morte in faccia, mai avuta tanta paura. Torino, Roma, Genova, Trento. La mappa, secondo Libero ovviamente, delle versione rossa, Libero che si concentra anche sul sindaco di Bologna. Sfasciano Bologna e lui li invita in comune, l'appello del sindaco Lepore appunto ai manifestanti violenti. Questo è un po' la differenza che vi abbiamo dato fra le varie aperture. Appunto alcuni quotidiani si concentrano di più sul Medio Oriente e sulla morte di Toscani, altri invece concentrano il proprio sguardo sul DDL sicurezza. Il Manifesto invece dà tutte e due le notizie come le più importanti. Quella sulla tregua. L'accordo tra Israele e Hamas è a un passo, annunciano i negoziatori, nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Intanto però a Gaza è un giorno come un altro, raid aerei su tutta la striscia, almeno 50 palestinesi uccisi e corpi sparsi per le strade. Questo dunque il titolo. Prima della tregua praticamente è la stessa storia che si sta ripetendo in questi giorni, in questi mesi, di questa drammatica guerra in Medio Oriente. Poi nel taglio basso, o almeno nel taglio centrale della pagina, abbiamo il DDL sicurezza con la carica contro le piazze, Piantedosi in un modo o nell'altro, vogliamo tutele aggiuntive per le forze dell'ordine, anche in questo caso, anche sul Manifesto, un punto di vista particolare sulla notizia. Altra notizia che ha fatto molto discutere in questi giorni è quella dell'inchiesta di Report, che ha coinvolto nuovamente Berlusconi e magari i collegamenti appunto con la mafia, con la criminalità organizzata. Di questo ne parlano anche i quotidiani oggi. Ad esempio sul Tempo c'è quasi un'apertura dedicata a queste notizie. Meno male che Silvio non c'è. Dopo Sala, Mussolini e Musk, la sinistra si ributta sul Cavaliere, da Fratelli d'Italia alla Lega, tutti contro Report. Marina Berlusconi parla di solo pattume mediatico. Il servizio era sulle indagini dei collegamenti eventuali appunto fra Dell'Utri e la mafia, Dell'Utri ovviamente fedelissimo di Berlusconi. Sul Dubbio, il processo mediatico al fantasma del Cavaliere. Report non si rassegna alla scomparsa di Berlusconi e ripesca la vecchia storia dei rapporti con Cosa Nostra. E poi infine la notizia, vi facciamo vedere, anche in questo caso, come vi dicevamo, la stessa notizia vista da un altro punto di osservazione. Vietato parlare di Berlusconi, mafia e crimini a Gaza. La guerra al Report è già ripartita. Questo è il titolo della notizia. Report racconta gli interventi della lobby ebraica nell'Unione Europea, gli ultimi sviluppi delle inchieste su Silvio Berlusconi e Cosa Nostra, e la figlia del Cavaliere
scatena l'inferno contro la trasmissione, pattume mediatico giudiziario. C'è poi la replica di Ranucci. A te. Grazie Marco. Adesso ci fermiamo, guardiamo le previsioni meteo per la giornata di oggi ma anche per domani e poi saremo di nuovo insieme con i primi ospiti della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole ancora assoluto protagonista al nord Italia e sulle centrali tirreniche. Altrove tempo ancora a tratti instabile con qualche residuo fenomeno sparso. Sulla Sicilia infatti condizioni di instabilità con fenomeni a macchia di leopardo più concentrati sui settori sud-orientali della regione. I venti saranno ancora tesi dai quadranti settentrionali con mari localmente anche agitati e temperature infatti che si manterranno contenute con punte difficilmente oltre i 13-14 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì tempo ancora a tratti instabile, spiccata variabilità con cieli in prevalenza coperti e qualche residuo fenomeno sparso. I venti saranno ancora sostenuti con mari localmente anche molto mossi e temperature che non subiranno particolari variazioni. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo. E allora, eccoci di nuovo in studio. Buongiorno a Giuseppe Laganza Assenzio, buongiorno, che è il direttore generale dell'ASP di Catania, e a Carmelo Florio, che è il direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania. Buongiorno, bentrovati. Stamattina parliamo della tutela dei minori, ma vediamo in che senso, come e perché. Intanto c'è questo modello che si chiama EMI. Ci spiega, direttore, che cosa è EMI? Sì. L'EMI è un modello di equipe multidisciplinare integrata che prevede la possibilità di una presa in carico dei minori, in questo caso minori che hanno delle problematiche anche familiari, da parte di un'equipe multidisciplinare, quindi un insieme di professionisti, da assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri infantili, che assieme in un lavoro comune integrato riescono ad avere un approccio assolutamente preventivo ma anche di supporto all'autorità giudiziaria per ovviamente la presa in carico e per la gestione di questi minori. È un modello unico, c'è un qualcosa che è unico a livello italiano, sperimentato in Sicilia, sperimentato all'interno della nostra ASP e che prevede diciamo, la disponibilità oppure l'esclusività, diciamolo meglio, l'esclusività di questi professionisti a favore dell'autorità giudiziaria, quindi dipendenti dell'ASP che lavorano esclusivamente per l'autorità giudiziaria. Vado da Carmelo Florio, adesso perché? Perché è partito poco più di 2 anni fa questo progetto. Possiamo fare un primo bilancio di questa attività? Allora, è un progetto innovativo, è un progetto che nasce anche dall'intuizione del Presidente del Tribunale dei Minori di Catania, il Presidente Di Bella, che ha in qualche modo centrato un tema che è quello dell'integrazione. Cosa significa integrazione? Significa dialogo tra professionisti, non solo interno, quindi all'interno nel caso nostro dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, ma anche esterno, perché ad una complessità, e il tema del disagio è un tema complesso, ha bisogno di risposte plurime. Il Presidente Di Bella utilizza un'espressione, pluralità di sguardi. Significa che questo tema non si può soltanto sanitarizzare e ci vuole una forte integrazione col sociale. È quello che sta succedendo, per cui questi professionisti, che sono, sottolineo, professionisti assunti ad hoc, quindi è stato uno sforzo organizzativo, un impegno dell'azienda sanitaria, non è stato semplice. Quello che io vorrei valorizzare è il gruppo, cioè quando abbiamo cominciato a ragionare sul modello, eravamo un gruppo di professionisti che provenivano da aree differenti, servizio di psicologia,
la salute mentale, in particolar modo la neuropsichiatria infantile, l'unità operativa complessa di servizio sociale, il servizio sociale, quindi professionisti che hanno reclutato attraverso un'attenzione particolare questi professionisti che sono appunto neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, sono 22 professionisti. E abbiamo fatto anche un grande sforzo di dialogo con l'autorità giudiziaria, prima con il Tribunale dei minori di Catania e quindi con i giudici, ci siamo confrontati, abbiamo cercato di ragionare su temi complessi, delicati, ma perché diciamo innovazione? Perché la cornice nella quale noi entriamo è il DM77, ritorna il tema di questo welfare avanzato, perché tra l'altro queste mini equip sono di prossimità, cioè non è l'utente che li raggiunge, ma è il contrario. E quindi a Caltagirone, come ad Acireale Giarre, come a Catania, come a Gravina, 6 mini equip che affrontano tematiche delicate, ma non per, ecco, io sono psichiatra, voglio chiarire, non per psichiatrizzare, non per etichettare, per comprendere, per sostenere e per collegarsi a progetti. Progetto Liberi di Scegliere, c'è in corso alla Regione un disegno di legge che credo sia ormai adesso arrivati. ci arriviamo a questo, ecco, no? Arriviamo quindi a questo discorso perché partiamo da Catania, si sta arrivando alla Regione, è un modello che si può esportare a livello nazionale, cioè questa esperienza che si sta facendo a Catania potrebbe diventare oggetto, perché no, di se prima la Regione fa un suo disegno di legge e vara una legge, potrebbe arrivare anche a Roma? Ma assolutamente sì, ma è quello che vogliamo fare, cioè essere di esempio rispetto a un modello virtuoso. Ormai si parla tanto di equip multidisciplinare, anche nel decreto legge sul crack viene prevista questa figura dell'approccio multidisciplinare alla problematica. Noi abbiamo fatto, cioè l'ASP di Catania assieme al Tribunale dei minori di Catania ha istituito questo modello, è risultato un modello vincente, diciamo replica quello che è un po' l'approccio assistenziale che dovrebbe essere, diciamo, il punto di riferimento di ogni struttura assistenziale, quindi quella della presa in carico di un paziente a 360 gradi, viene fatto in questo ambito che è un po' socio-assistenziale e ha dato i risultati. La Regione siciliana ha preso a riferimento questo modello, istituzionalizzarlo, quindi farlo diventare disegno di legge significa, tra virgolette, obbligare ogni azienda sanitaria a adottarlo, quindi a prevedere nelle proprie dotazioni organiche personale dedicato, un modello organizzativo ad hoc. Questo, l'istituzionalizzazione significa che ovviamente come prescinde dalla volontà del singolo di voler portare avanti o meno il modello, perché oggi questa azienda con il direttore precedente e con me ha voluto replicare con un'iniziativa forte, con un impegno forte. Ovviamente se diventa disegno di legge questo diventa un obbligo perché ha dei risultati. Lo vogliamo fare. L'evento dell'altro giorno è stato anche una vetrina importante perché l'abbiamo presentato, erano presenti anche rappresentanti dell'autorità giudiziaria, della magistratura di altre regioni che hanno scoperto un po' questo modello, si sono interrogati e ci hanno interrogato su quello che è il nostro modello, quindi questo può essere sicuramente un punto di riferimento. Per noi è un vanto, riusciamo ogni tanto, ma dico anche spesso, voglio dire, a esportare dei modelli organizzativi che nascono dalla nostra terra, dalla nostra Sicilia, dalla nostra area provinciale che è Catania. Adesso vado da Carmelo Florio di nuovo perché prima il direttore faceva riferimento al fatto che sta funzionando, ma possiamo dare qualche numero, nel senso, voglio dire che voi lavorate, abbiamo detto 6 equip, ogni equip quanti ragazzi riesce a prendere in carico? Allora, posso darvi un dato che è un dato, diciamo, del 2024. Se noi sommiamo le prestazioni, e quando dico prestazioni non sto parlando di un intervento puntiforme, la visita psichiatrica, ma parlo di un modello multiprofessionale, quindi di equip. Significa un carico di lavoro in termini di relazioni, in termini di incontro tra enti, perché il cuore di questo progetto è il parlarsi, il dialogare. Oggi c'è un tema molto forte che è quello del progetto di vita, no?
per cui si dice il paziente al centro, il paziente, il soggetto con problematiche anche qui complesse. Quindi i numeri potremmo dire siamo oltre, nell'arco di 10 mesi di valutazione, di più di 2000 prestazioni differenziate in tipo di prestazioni. Ci sono prestazioni che si svolgono in loco, a volte l'equipe si sposta laddove è necessario, se per esempio il minore è collocato in una comunità per esempio dedicata ai minori, con interventi educativi di progettazione. Il tema è proprio il pensare per progetti, più che per interventi puntiformi. Questo è uno sviluppo, non si tratta di periti, quindi il nostro ruolo è sempre aderente alla mission aziendale. Okay? Siamo un sistema che prende in carico e sottolineo, a volte previene. Quindi l'intervento precoce e tempestivo, i tempi di attesa si sono accorciati, razionalizziamo le risorse evitando duplicazioni, quindi alla fine, se vogliamo, è anche un risparmio. È vero che c'è stato un investimento di 22 professionisti che provengono da competenze specifiche, non è uno psicologo, è uno psicologo scelto con criteri di assoluta capacità di leggere e di valutare. L'ultima cosa che voglio sottolineare è la qualità, che è un tema importante in sanità oggi, appropriatezza e qualità. Qualità significa che quando i colleghi relazionano utilizzando una metodologia, un approccio, degli strumenti di valutazione che mettono il magistrato nelle condizioni di avere più chiarezza nel prendere delle decisioni. Quindi capite bene, noi abbiamo sentito molto forte questa responsabilità e ci siamo anche, devo dirvi sinceramente, un po' spaventati, perché il rapporto con l'autorità giudiziaria è un rapporto inizialmente sempre un po' così, che ti mette un po' a disagio. Però devo dire, abbiamo trovato degli interlocutori proattivi, costruttivi, di visione, e in questo noi siamo entrati. Con il direttore generale dell'ASP di Catania volevo chiudere, ha fatto un breve cenno prima Carmelo Florio sulle risorse impegnate, cioè sul fatto che ci sono dei professionisti che sono stati selezionati, no? E quindi adesso pesano, fra virgolette, diciamo, sul bilancio. Dal suo punto di vista, questo investimento è un investimento che porta diciamo, un valore aggiunto all'ASP di Catania, nel caso in questione, ma chiaramente alla regione siciliana poi. Certo che lo è un investimento iniziale importante, fatto con criterio, cioè anche individuando, come diceva il dottor Florio, dei professionisti adeguati che sono dedicati. Stiamo parlando di un investimento che si aggira intorno, per le retribuzioni, intorno ai 2 milioni di euro l'anno, quindi questo costa e pesa la struttura all'interno dell'azienda. Però questa è un'attività che rientra nella mission dell'azienda sanitaria provinciale. Le aziende sanitarie provinciali fanno anche questo, si occupano di cura principalmente con i presidi ospedalieri, ma si occupano della presa in carico anche di questi pazienti, della tutela dei pazienti in stretta sinergia con l'autorità giudiziaria. La realizzazione di questo modello ha portato un costo iniziale, ma porta veramente un'economia nel medio e lungo periodo, perché la professionalizzazione, la standardizzazione di un servizio ti porta ad avere delle economie di scala e quindi ad arrivare più velocemente a prendere in carico un paziente, un bisogno, quindi a rispondere all'esigenza e ovviamente non avere una dispersione di natura economica. Sono modelli che funzionano, sono modelli virtuosi, sono modelli che all'inizio necessitano veramente di una visione importante, ma poi nel medio-lungo periodo tornano ad avere i propri benefici, quindi è un qualcosa che in questa materia, ma in più materie che riguardano anche proprio il tema della salute mentale, della presa in carico delle persone svantaggiate da questo punto di vista, sicuramente danno qualità, efficienza e nel medio-lungo periodo anche economicità. E anche un'opportunità, diciamo, di occupazione per tanti professionisti che sono qualificati per svolgere questo tipo di attività. Ci dobbiamo fermare perché il tempo è praticamente volato a nostra disposizione. Devo ringraziare il direttore generale dell'ASP di Catania, il dottore Giuseppe Laganga Senzio. Grazie anche a Carmelo Florio, che è direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania. In bocca al lupo per questo, ma anche per tutti gli altri progetti che portate avanti. Per noi c'è una breve sosta, fra poco parleremo
ancora di iniziative che riguardano nella circostanza la città di Catania, ma il modello, abbiamo detto, Caivano vale anche per altri luoghi, anche della nostra Sicilia, come ad esempio Palermo, e cercheremo di capire che cosa si potrà fare con i fondi a disposizione. A fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ho degli ospiti in studio, ce n'è anche uno in collegamento e allora procediamo con ordine. Vado subito a salutare il presidente dell'ANCI Sicilia, Paolo Amenta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Presidente, qui in studio con me c'è l'assessore Sergio Parisi, assessore allo sport al Comune di Catania, buongiorno. E poi anche Fabio Finocchiaro, buongiorno, l'ingegnere Finocchiaro che è il direttore dei lavori pubblici e dei fondi, responsabile dei fondi comunitari del Comune di Catania. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Oggetto della nostra discussione di questa mattina è il modello Caivano in Sicilia. Parto dal presidente dell'ANCI che è in collegamento e quindi diciamo lo favoriamo da questo punto di vista. Presidente, le chiedo, sono stati individuati 2 quartieri di 2 città della nostra regione. Immagino che di situazioni critiche nella nostra regione ce ne sono tantissimi, però l'importante è iniziare, l'importante è cominciare. Ma guardi, intanto grazie per l'invito. Iniziare è un processo, il processo doveva già iniziare rispetto a tutto quelli che sono i programmi. Il decreto Caivano bis copia un metodo che è stato applicato, che stanno applicando su un comune, ma che riguarda essere un pezzo importante della città metropolitana di Napoli, di territori degradati, quindi di quartieri degradati che vanno affrontati con certamente non solo con il decreto Caivano bis, diciamolo da subito in partenza. Dobbiamo capire come riusciamo a mettere insieme tutto quello che si muove attraverso il progetto di rigenerazione e riqualificazione delle aree degradate in Sicilia, perché è chiaro che quando iniziamo a parlare non lasciamo indietro nessuno, ma poi ci scontriamo puntualmente in tutte le città, ma non solo quelle siciliane, ma anche grandi città del nord, con periferie degradate e quindi con un disagio enorme in quelle zone, con delle città bellissime anche in Sicilia, centri storici meravigliosi che poi non fanno la quadra con periferie abbandonate. Questo è il tema. Adesso il modello Caivano, ma è chiaro che noi non dobbiamo dimenticare che stiamo venendo fuori dal PNRR, quindi dai programmi Pingua, dai piani urbani integrati, dagli investimenti sulle rigenerazioni urbane che sono prodotti. Quindi dobbiamo iniziare a ragionare insieme, ad integrare tutto quello che è praticamente tutti quelli che sono i programmi che finanziano questa operazione, perché l'operazione è davanti a noi, il degrado è davanti a noi, dobbiamo capire come uscirne fuori. E un momento fa ascoltavo interventi anche di tipo sociosanitario, è chiaro che il tema delle scuole, degli asili nido, iniziamo a mettere insieme un po' tutto per capire come riusciamo a ricollegare al sistema civile alcune periferie che in questo momento sono abbandonate. Allora le risorse, lei diceva prima, ci sono disponibili complessivamente 180 milioni per quanto riguarda il decreto Caivano. A Catania in particolare, comincio con l'assessore Parisi, sono 25 milioni che verranno spesi, che devono essere spesi perché si devono fare i progetti entro marzo per poi completarli entro il 2027. È un impegno perché un quartiere di periferia come quello di San Cristoforo potrebbe giovarsi di strutture e potrebbe in qualche modo mettere a disposizione dei giovani soprattutto, ma degli abitanti del quartiere, infrastrutture, strutture che fino ad oggi sono praticamente sconosciute. Sì, buongiorno, saluto il Presidente. Il modello Caivano in realtà parte dalla riqualificazione di un grande centro sportivo,
totalmente abbandonato, in stato di assoluto degrado. Ricordo fu presentato il progetto nel 2023, diciamo in pochissimo tempo, grazie anche ai poteri speciali, sono riusciti a ricodificare soprattutto quell'impianto sportivo con piscine, campi da calcio, campi da tennis, e di fatto è diventato il simbolo, il simbolo del recupero attraverso iniziative di questo genere. Ovviamente un impianto sportivo significa anche recupero dal punto di vista sociale. E qui l'assessore allo sport di quel territorio. Mette insieme non solo l'aspetto certo, agonistico, ma anche quello che parlando anche da assessore e poi ai lavori pubblici, ai fondi comunitari, dico che il modello Caivano in realtà già c'era, che era il modello Catania, perché le risorse che sono state spese, come ha detto giustamente il Presidente, poi bisogna anche attingere da altri programmi. Noi abbiamo speso su Catania, stiamo spendendo su Catania qualcosa come 70 milioni di euro, quindi a parte questi del modello Caivano, voglio ricordare uno dei modelli simbolo per quanto riguarda il recupero di impianti degradati è stato proprio Codinesi, no? Il Palanesio, che noi stiamo recuperando con 14 milioni di euro, unitamente a tutto il lavoro che è stato fatto in periferia. Parlo di Piazza Beppe Montana a San Giovanni Calermo, parlo anche del campo di rugby a Librino, parlo delle altre piazze, il villaggio Sant'Agata, quindi un modello che noi abbiamo già immaginato da tempo e che abbiamo messo in pratica utilizzando fondi comunitari. Abbiamo speso fino all'ultimo centesimo, adesso stiamo lavorando anche sul Librino, ne abbiamo parlato qui, quel famoso campo da calcio con tutta una serie di servizi, quindi diciamo da tempo abbiamo impostato un lavoro del genere. Devo dire che su San Cristoforo è stato il sindaco in maniera proprio specifica ha menzionato al governo attualmente l'area e la possibilità di recuperare lì immobili, quindi non solo discorso sportivo ma soprattutto anche recuperare aree degradate all'interno di quel quartiere, quindi sicuramente un aspetto molto molto positivo su quello che si sta facendo. Poi starà a noi naturalmente dare le giuste indicazioni. Adesso ci sono i tecnici, no? Cioè quelli che fattivamente poi in qualche modo riescono a capire come impiegare questi 25 milioni e non solo soltanto questi fondi che riguardano, diciamo, la città di Catania, in particolare il quartiere di San Cristoforo. Ce ne sono anche altri 16 che arrivano dal PON Metro. Insomma, c'è tanto, si può fare tanto, si deve correre però. Ma io intanto saluto il Presidente ANCI e i telespettatori. Volevo aggiungere a quello che ha detto l'assessore, anzi volevo confermare quello che ha detto l'assessore sotto il profilo dell'integrazione delle varie fonti di finanziamento. Noi oggi a Catania abbiamo la possibilità di poter sfruttare i fondi PN Plus, che sono i fondi della programmazione 21-27 del PON Metro, abbiamo il PNRR, abbiamo i piani urbani integrati, abbiamo il PINGU, abbiamo la FUA, che sono i fondi europei su gestione POFERS regionale, dove Catania è capofila. Attenzione, insieme ai 22 comuni a cintura della città, quindi è stata costruita dalla regione una grande città di 800.000 abitanti, con Catania capofila e con tutti i 22 comuni a cintura su un obiettivo strategico, su un'idea strategica di un progetto unitario, quindi anche una scommessa importante, no? Quella di realizzare un progetto Catania insieme ai comuni limitrofi. Quindi diciamo, il nostro obiettivo appunto è quello di procedere attraverso questa programmazione integrata, da una parte la programmazione politica, dall'altra parte gestionale. Possiamo dire in maniera molto sintetica, e poi torno dal Presidente ANCI perché il tempo ahimè è quello che è, quindi abbiamo poca possibilità. Che cosa nel concreto si sta pensando di fare su San Cristoforo? Cosa si andrà a realizzare? Allora, su San Cristoforo diciamo, abbiamo costruito una roadmap, abbiamo costruito un master plan attraverso il quale stiamo immaginando tutta una serie di attività. Sicuramente ci saranno delle riqualificazioni di alcune arterie, di alcune strade finalizzate al collegamento tra San Cristoforo e la parte diciamo a mare, cioè la playa. Saranno riqualificati degli spazi che in questo momento sono inutilizzati a favore di spazi sportivi, quindi dei playground all'aperto per essere più chiari. Verranno riqualificate alcune scuole, soprattutto le palestre delle scuole, e alcune aree di nostra proprietà
che potranno essere ripensate, immaginiamo a aree a isole ecologiche piuttosto che ad aree sportive, soprattutto renderle più attrattive per i cittadini al fine di realizzare poi quello che è il fine di Caivano, che è l'inclusione sociale nella legalità. Diciamo, questo è il fine degli interventi. Vado adesso dal Presidente ANCI, Paola Menta. Presidente, la sfida è quella di una corsa contro il tempo, perché tutto questo dovrà essere realizzato entro il 2027. Abbiamo fondi, citava anche lei, del PNRR, ci sono fondi che arrivano anche dall'Europa e non solo. Insomma, fare presto, è urgente fare presto. È urgente, le condizioni sono quelle che sono, il personale è quello che è nei comuni siciliani, ma ti voglio dire, tutti e tre abbiamo detto la stessa cosa, dall'assessore al direttore a quello che ho detto io. Bisogna avere una visione chiara di quello che dobbiamo, qual è l'obiettivo finale di tutti questi fondi che gireranno. Il direttore menzionava i FUA, che sono le aree urbane funzionali, quindi che arrivano anche da lì un fiume di denaro che dovrà essere integrato nell'obiettivo unico di far emergere la questione del degrado. La questione del degrado, che oggi è chiaro è il problema delle grandi città, ma anche dei piccoli comuni, delle città medie. Tutto questo si scontra con un tema che è il tema quello della grande riforma degli enti locali, cioè mettere a disposizione del personale, dei professionisti che devono, come dice lei, accelerare, perché ci sono degli obiettivi, delle tappe, obiettivi che bisogna certamente raggiungere, ma che la condizione attuale non dice questo, anche perché, se faccio riferimento, non voglio fare né protesta né nulla, se il decreto per liquidare gli stati di avanzamento per le procedure del PNRR, quindi degli stati di avanzamento, è stato fatto a dicembre del 2024, quindi siamo nel 2025, molti comuni sono rimasti indietro rispetto al tema perché hanno avuto delle difficoltà dal punto di vista proprio delle coperture finanziarie nei cantieri. Molti comuni, lo dobbiamo dire, siamo qui, facciamo una parentesi, molti comuni si sono indebitati con Cassa Depositi e Prestiti per anticipare i soldi e molti comuni addirittura hanno utilizzato scoperture di tesoreria. Tutto questo non è possibile, perché se dobbiamo eliminare il degrado, se dobbiamo dare la speranza, lottare il disagio giovanile, c'è bisogno che governo nazionale, governo regionale ed enti locali ci si metta insieme e si stabilisca delle regole. Quindi semplificare, sburocratizzare un attimino sta questione, perché non si può continuare su ogni argomento a fare dei dibattiti oppure delle pianificazioni. Devo dire altresì che faccio i complimenti al Comune di Catania, perché il Comune di Catania già da qualche anno sento parlare, partecipo a qualche convegno e capisco che il modello Caivano già ce l'ha in mente. Certamente i lavori da fare sono enormi, ci sono territori off limits dove non si può neanche entrare, ma dobbiamo dire che, nel senso, ora sono arrivati i rafforzamenti per la polizia locale per garantire sicurezza dei territori, o adesso stiamo intervenendo sulle politiche sociali, stiamo costruendo case di comunità, ospedali di comunità, centri operativi territoriali, ma lì dobbiamo riempire di contenuti, quindi dobbiamo mettere il personale, quindi dovremmo capire come intervenire. Ecco, fare azioni di recupero dei territori degradati, salvare i giovani, salvare i ragazzi, significa fare questo, sedersi attorno a un tavolo e avere le idee chiare su come farli, su come progettarli, ma su come garantire le coperture finanziarie certe, non solo a parole. Grazie Presidente, chiudo con l'assessore Parisi. Insomma, arriva dal Presidente dell'ANCI un elogio all'amministrazione, al Comune di Catania per quello che si sta facendo. È un impegno che, mi pare di capire, un po' la vostra squadra sta portando avanti, soprattutto nel recupero non solo delle periferie, perché il vostro non è un lavoro che punta alle periferie esclusivamente, ma anche al centro della città. Molti lavori vengono fatti sul centro della città. Serve anche la collaborazione di tutti in questa direzione. Beh, io sono partito come assessore allo sport, poi ho preso le politiche comunitarie e poi i lavori pubblici. Cioè, i sindaci hanno inteso immaginare, ecco, questo perfetto gioco di squadra, ecco, quindi parlo
da assessore allo sport, che poi ha portato a una organizzazione importante, partendo proprio dalla riqualificazione della nostra macrostruttura. Adesso c'è un ufficio legato proprio alle politiche comunitarie che lavora in perfetta sinergia con i lavori pubblici. Non a caso l'ingegnere Finocchiaro è direttore dei lavori pubblici e delle politiche comunitarie. Stessa cosa per il sottoscritto per quanto riguarda l'indirizzo politico. Il lavoro si vede, abbiamo speso già tanto considerato le precedenti programmazioni, tant'è che adesso il sindaco sta cercando proprio di mettere in campo una squadra, devo dire, ha coinvolto anche la direzione urbanistica proprio per copiare questo modello e sfruttare fino all'ultimo centesimo queste risorse del modello Caivano. Grazie all'assessore Sergio Parisi per il suo intervento, grazie all'ingegnere Finocchiaro che ci ha spiegato un po' quello che si andrà a fare a San Cristoforo. Dobbiamo ringraziare anche il presidente dell'ANCI Paolo Amenta. Buongiorno, buon lavoro a tutti e tre. Grazie, una buona giornata. Ci dobbiamo fermare, fra poco andremo a Ragusa, parleremo di furti con spaccate che mettono in crisi le attività economiche e anche commerciali. Restate insieme a noi. E quanto durano le interviste, il contributo? 1 minuto e 10. 1 minuto e 10, benissimo, perfetto. Dobbiamo cercare di essere molto vero. Allora, come anticipato, adesso andiamo a Ragusa, dove per noi c'è la nostra Veronica Barbarino. Stamattina parliamo di furti con spaccate che si verificano a Vittoria, nel Ragusano. Con lei ci sono degli ospiti, magari ce li presenti tu. Buongiorno intanto. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, siamo a Vittoria. Oggi si parla di furti con spaccate. Ci troviamo proprio all'interno del bar che per ultimo, per cronaca, ha subito questo furto con spaccate. Con noi i nostri ospiti, ovvero i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confesercenti Provinciali di Ragusa con Luigi Marchi, CNA di Vittoria con Giorgio Stracquadagno e Confcommercio Vittoria con Gregorio Lenzi. Buongiorno. E come è ormai cronaca, in questi giorni appunto Vittoria è stata protagonista di diversi furti con spaccate, tantissimi danni per i commercianti e poi diciamo che il bottino è stato irrisorio perché all'interno delle casse poi non c'erano così grandi cifre o comunque magari per quanto riguarda la gioielleria, che è uno dei tanti commercianti che è stato colpito, forse lì è stato il danno più grosso. Con commercio, quelli sono stati giorni difficili, parliamo un po' di numeri. Sì, buongiorno, sono stati veramente giorni difficili perché già il tessuto economico locale vive delle situazioni di difficoltà economiche generalizzate. Capite bene che poi se si aggiungono anche i furti con spaccata, ecco che gli imprenditori vivono una situazione veramente drammatica, perché molto spesso poi devono sostenere dei costi esorbitanti per bottini irrisori. E quindi come Confcommercio ci siamo subito attivati, uniti insieme anche alle altre associazioni di categoria, per cercare di creare un contesto urbano in cui la percezione della sicurezza fosse in grado di farci riappropriare di quelli che sono i luoghi del nostro territorio e quindi intervenire con azioni condivise, azioni sinergiche e ottenere e chiedere degli strumenti adeguati all'interesse del territorio e della realtà locale. Il sentimento... È un sentimento di dramma e quindi c'è sgomento, da parte c'è paura. Diciamo che ora, alla luce anche di quanto appreso dalla stampa, è stato catturato e consegnato alla giustizia il responsabile di questi furti con spaccata, ma c'è bisogno comunque di lavorare insieme per cercare di creare un contesto urbano in cui la sicurezza sia un valore collettivo. Noi abbiamo intervistato 2 dei commercianti che hanno subito questi furti. La regia può mandare il contributo, grazie. Che tutte le attività, anche molte attività e molti titolari di attività commerciali, essendoci non organico della polizia, pochi mezzi dei carabinieri, praticamente siamo isolati in questo senso, e molti titolari di attività commerciali costretti a dormire all'interno delle nostre attività commerciali. Quindi noi chiediamo ai palazzi alti, nel senso allo Stato, che dovrebbe intervenire immediatamente nei mezzi più brevi possibili, perché loro sono là, ma noi siamo qua che viviamo e combattiamo tutti i giorni. Per noi è una guerra questa adesso. Ci sentiamo abbandonati e continuo a ripeterlo, abbandonati totalmente. Mi è arrivata questa chiamata e sono arrivato qua e ho trovato già le forze dell'ordine che erano qua
anzi sono stati tempestivi, però è sempre il solito ragazzo che sta girando per tutta la città a fare questi danni. E quindi non lo so. Sì, stiamo riparando, adesso c'è il vetraio che sta aggiustando il vetro, ha preso quei pochi spiccioli che devono trovare nella cassa e basta. Ecco, abbiamo ascoltato due dei commercianti, diverse le riunioni che si sono susseguite in questi giorni, sia in prefettura, con l'ordine e sicurezza, con il comitato appunto per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia il comune di Vittoria, sia con le associazioni di categoria che i commercianti. Che cosa ne è venuto fuori? Allora, abbiamo fatto quadrato fin da subito con tutte le associazioni, la prefettura è stata disponibile come tutte le forze dell'ordine. È anche vero che ci siamo ritrovati di fronte a un quadro desolante perché la legge Cartabia ha oggettivamente messo in difficoltà l'operatività degli uomini che già sono pochi. Vittoria è una città grande, siamo intorno ai 70.000 abitanti con 20.000 extracomunitari, regolari e irregolari, quindi non può stare con una pattuglia sola durante la notte di forze dell'ordine. Questo lascia degli spazi ampi per cui queste spaccate da noi sono durate tanti giorni, tanti mesi, prima di poter arrivare alla bella notizia di stanotte e chiudere questo cerchio. Però siamo preoccupati che non sia definitivamente chiuso questo cerchio. Per questo noi lavoreremo assieme alle altre associazioni per chiedere l'istituzione di un distretto di polizia sul territorio di Vittoria, perché è necessario. Furti del genere sono avvenuti non solo a Vittoria, ricordiamo un furto con spaccata a Comiso degli altri giorni, ma tutta un po' la provincia è coinvolta. Vittoria, a differenza però si fa sentire. Sì, Vittoria, come dire, ha avuto la capacità, la forza di reagire immediatamente, perché da sempre si parla di questa città in senso negativo, ma le imprese di questa città hanno dimostrato subito, chiedendoci intanto di essere uniti, primo, dall'altro lato chiedendoci anche di far sentire, l'avete sentito anche durante le interviste, di far sentire la voce delle imprese, far sentire la voce di chi vuole operare nella legalità e non chiede, come dire, protezione di altro tipo, perché di questo poi si parla, cioè di questo poi si deve parlare, di questo praticamente sono le nostre preoccupazioni, perché è lì il problema vero purtroppo sta lì. Queste operazioni nascono per poi chiaramente arrivare a protezione di altro tipo. La mancanza dello Stato, la mancanza delle forze dell'ordine, la mancanza del controllo del territorio alimenta altri tipi di protezione. Veronica, Angelo, sì, purtroppo ci dobbiamo fermare, non abbiamo altro tempo, dobbiamo ringraziare i tuoi ospiti che hanno comunque rappresentato quella che è la situazione e fortunatamente c'è questa notizia dell'arresto dell'autore di queste spaccate. Speriamo che comunque le richieste che vengono avanzate questa mattina possono essere magari accolte e che ci possa veramente essere maggiore attenzione per questi fenomeni e per comunque la città di Vittoria. Grazie per questo collegamento alla nostra Veronica Barbarino da Vittoria, grazie ai tuoi ospiti, una buona giornata a voi. Ci dobbiamo ancora fermare, andiamo a vedere le pillole di Almanacco e poi torniamo con Marco Amato. Oggi 14 gennaio è la giornata internazionale della logica. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'UNESCO in associazione con il Consiglio internazionale di filosofia e scienze umane nel novembre 2019. Ogni anno vengono svolte attività divulgative dislocate in varie università sul territorio italiano per mettere in evidenza l'importanza della logica e del suo rapporto con la conoscenza scientifica, di cui è ed è stata elemento chiave. L'informatica e la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ad esempio, sono radicate nel ragionamento logico e algoritmico. Ma sapete a che velocità vanno gli ascensori? Gli ascensori possono arrivare ad una velocità di salita di 20 metri al secondo, quindi circa 70 km all'ora. In discesa invece più o meno la metà.
Ma non fatevi spaventare da queste velocità. Gli ascensori, con le loro robuste funi e i loro contrappesi, sono il modo di spostamento più sicuro, ben 50 volte più delle scale. E allora vedo già Marco Amato, buongiorno Marco, siamo di corsa oggi, buon caffè, grazie. Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, cosa ci dicono le stelle stamattina? Bene, le stelle oggi parlano delle signore dello zodiaco che proprio oggi sono un pochino turbolente, sia Venere che la Luna passa in un ruggente leone ma toccando prima Marte, e Venere invece litiga con Giove in quadratura. Cosa succede nello zodiaco? Allora, Ariete, visto che la Luna tocca Marte, siete un pochino più galvanizzati, anche se dovete pensare bene a mettere in prospettiva un po' di sentimenti, oggi un po' turbolenti. Toro, non è il caso oggi di prendere decisioni o di fare degli editti papali più o meno sentimentali, perché proprio oggi la vostra Venere non si accontenterà. Gemelli, sorridete un po' di questo bailam zodiacale, quindi procedete spigliati e molto sornioni e divertenti. Cancro, la Luna oggi vi lascia toccando prima Marte, quindi mettendovi un po' di nervosismo nella mattinata, ma che poi diventa una piacevole giornata che parla anche di economia. Leone, la Luna oggi fa capolino nei vostri gradi, quindi oggi un pochino più emotivi. Vergine, un po' meno dubbiosi probabilmente, anche se sentimentalmente dovete essere sicuri se vi piace veramente una persona o no, siete sempre un po' indecisi e analitici. Bilancia, a proposito di analisi, la vostra Venere vuole sistemare delle cose più o meno legali e o logistiche, quindi oggi penserete a un piano d'azione strategico molto intelligente. Scorpione, oggi questa Luna e questa Venere vi mettono un po' di appetito, volete un po' di più e volete gestire delle cose anche un po' fuori dal solito contesto. Ci riuscirete, avete delle ottime prospettive. Sagittario, con una Venere così arrabbiata con Giove, oggi potreste avere delle difficoltà proprio a fare quadrare un po' tutto, quindi cercate di rallentare un po', non sempre vi si può stare dietro, voi del resto siete metà cavalli, no? Capricorno, la giornata oggi con queste lune si sistemerà un po' verso sera, proprio perché toccando la Luna Marte opposta al vostro segno zodiacale, oggi potreste essere un po' nervosi. Attenzione a maneggiare i Capricorno con cura. Acquario, in questo guazzabuglio zodiacale la Luna sarà in opposizione, probabilmente oggi ascolterete cose che non vi piacerà molto ascoltare, ma lucubrerete su, non proferite. Pesci, giornata oggi un po' di corsa con una Venere che vi obbligherà a seguire tutta una serie di impegni e scadenze che però vi farà piacere assolvere. L'amore in serata. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani. Intanto vado da Marco Carli con una pillola di sport. Pillola velocissima con 3 notizie dalla Gazzetta dello Sport. Le notizie sono la presentazione del Giro d'Italia, Giro da favola, parte dall'Albania, arriva a Roma. A proposito di Roma, c'è un caso di mercato aperto da qualche tempo, Frattesi, centrocampista dell'Inter, che diventa un caso, vuole andare via e c'è punto la Roma su di lui. E poi il campionato, Angelo, sempre in campo, questo è l'occhiello della Gazzetta dello Sport. Ieri è finita una giornata con la vittoria del Monza sulla Fiorentina, oggi ci sono i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa, si parte con Atalanta-Juventus e Como-Milan. Grazie a Marco Carli, ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia di oggi, vi lascio con Lucio Battisti, la sua canzone del sole. A domani.